hanno detto qualcosa, hanno parlato? Da Skei, sono chiamato, Notte di paura per Silvano Floriana, agricoltore 61enne di Annone Veneto. me ne sono trovati in cucina. 3 uomini incappucciati lo hanno sorpreso verso le 22:30 mentre tranquillamente era in cucina a guardare la televisione. La porta non era chiusa come Silvano Florian stesso ha raccontato ai carabinieri, una sua abitudine, chi andrebbe a rapinare un povero agricoltore. Ed invece i banditi sono arrivati, bastone alle mani, e gli hanno intimato di dargli i soldi. Una minima reazione di Silvano Florian e giù botte al volto e alle gambe. Lei ha fatto un po' di resistenza, un attimo. Certo, ma in tre cosa ha fatto? Silvano è provato, zoppica, il volto è tumefatto. I ladri hanno avuto la meglio e alla fine se ne sono andati con 2000 euro che Silvano aveva in portafogli, i suoi risparmi. Lui delle banche non si fida. I banditi si sono volatilizzati mentre a casa di Silvano è arrivato un amico che ha lanciato l'allarme. Silvano intanto ha ripreso anche se a fatica la sua vita di agricoltore e a casa sua è un via vai di amici che però preferiscono non farsi riprendere. Da quanto tempo lo conosce Silvano? No, da tanto tempo, sì. Che tipo è Silvano? Cioè, vedendolo così, come lo descriverebbe? Guarda che va sua ruspa. Troppo buono. Sulla rapina indagano i carabinieri di Portogruaro che non tralasciano nessuna traccia, verificando anche l'ambiente che Silvano Florian frequentava.